Pantaloncini blu scuro e calzettoni bianchi, le ospite li vedete sulla vostra sinistra in maglia e pantaloncini bianchi con calzettoni arancioni. Si stringono le mani le due capitani, Martina Bartolini e Claudia Popolo in maglia rispettivamente numero 4 e numero 10. Primo possesso parla per la Roma che gestisce subito con Masini. Lioba sulla destra, Pistoia che decide di non pressare subito alto Valizcaia. Tolini deve rimediare al proprio errore. Lioba, scodella in avanti per Valizcaia che non può calciare di sinistro a causa dell'ottima chiusura di Carolina Migliorini. Subito all'arrebaggio le ragazze di mister Chiesa che cercano il vantaggio già dalle prime battute. Masini, Valizcaia di prima intenzione, scarico all'indietro. Ancora pallone di prima per Bartolini, passa a Lioba che calcia! Il tocco decisivo di la pettorina Bea Martin. Buono intanto il pressing dei Migliorini, lancio lungo del Pistoia che deve liberare. Lioba di testa, Valizcaia lotta con Patri che alla fine conquista questo fallo laterale. Diodato all'indietro per Migliorini. Ancora Patri. Prova a puntare, scarico, Migliorini, Diodato si libera sulla banda sinistra, prova a puntare Masini, se la porta sul destro e calcia, Zavettieri spaccata, ancora Diodato! E Zavettieri chiamata in causa a quest'oggi al posto del portiere titolare che solitamente è Diletta Urzetta, la classe 2001. Esordio quest'oggi con le capitoline per la numero 23. Che finora si è comportata molto bene quando è stata chiamata in causa. Lioba prova a slalomeggiare in mezzo alle avversarie. Lioba se la porta sul sinistro, calcia Barzotti con la mano. Questo match faccia a faccia Lioba e Barzotti. Parte Lioba, spiazzata Silvia Barzotti, vantaggio Roma 1-0, ha segnato Lioba Basan. Nozze d'argento per lei che ne effettua il lancio di Patri Hornet, prova a recuperare Gavagni, il pressing ancora di Bea Martin che gestisce ora con calma. Ancora la numero 8, 1 contro 1, pallone centralmente per Bruschi, prova a liberarsi per il tiro, Bruschi calcia, murata dalle avversarie, esce palla al piede Popolo che serve Diodato. Diodato prova ad accentrarsi, cerca spazio per il destro, lo trova Zavettieri, risponde presente, ma ottima l'iniziativa di Robertina Diodato. Intanto Patri Hornet prova la conclusione, ribattuta, diventa buona per Bruschi, può crearsi un 2 contro 2. Bruschi, apertura perfetta, Bea Martin sotto le gambe, salva Popolo sulla riga di porta. Roma vicina al 2-0. Cavagni, Popolo ancora per Patri, prova a superare in velocità Valizcaia, ci riesce, la giocata della numero 27, la scivolata di Veranica Valizcaia che recupera ma concede il corner. Ancora Popolo, Diodato cerca spazio per il tiro, salta Bruschi, Diodato, pallone che rimane lì, Patri Hornet, ancora però Giorgia Zavettieri, straordinaria anche in questa occasione. Bruschi finisce a terra, tutto regolare, tiro deviato. Hornet si è allungata con le gambe come poteva ed è riuscita a sventare anche questa minaccia. Pallone all'indietro, prova il tiro Popolo, respinge ancora Zavettieri. Pistoia a caccia del gol del pari. Diodato se la porta sul sinistro, calcia ancora Giorgia Zavettieri. Bruschi fa una grande battuta, troppo turbo, proprio nel concetto per giocare il contropiede, pallone in avanti, troppo per Barino che non può arrivare su questa sfera. Pensieroso mister Biagini, sicuramente non può essere insoddisfatto della prestazione delle sue ragazze. Attenzione intanto Lioba, Valizcaia in mezzo per Bruschi, erano 2 contro 0, salva tutto. Di Felice Massimo di Sabatino proprio a scambiare nello stretto con pressing del Baggio per il pallone, ma centralmente Diodato. La conclusione di
sinistro, spinge Bazzotti. Buongiorno a tutti, amanti del futsal, io sono Mario Monsello, oggi mi trovo in compagnia di Luca Pellegrini, le voci sono due, quindi io farò la voce tecnica. Nel primo tempo mi sono dovuto occupare anche della telecamera, la partita dice 2 Pistoia, 1 Roma Futsal. Pistoia che ha avuto bisogno di una gran prestazione del numero 90 Roberta Diodato per ribaltare la partita. Vediamo cosa avrà da dirci il secondo tempo mentre le squadre sono già entrate in campo. Tutte le intenzioni di andare a riprendere questa partita. Rimette in gioco Zavettieri, come giustamente evidenziato prima, portieri sugli scudi da ambo le parti, a sottolineare sicuramente la prestazione dell'estremo difensore giallorosso. L'esordio quest'oggi chiamato a sostituire quello che sarebbe il titolare di Nettausetto, che non sta facendo l'incontro. Tanta attenzione la Vizcaia alla conclusione, la alza solo alla traversa Bazzotti, ottima l'apertura di Lioba per liberare la giocatrice di origine. Corner in favore della Roma. Masini di prima la tocca a Bazzotti perché basta per allontanare la minaccia. Contropiede Pistoia, Diodato, pallone che passa, Migliorini, Zavettieri, pallone ancora buono, Migliorini la mette dietro, Valizcaia salva e poi allontana l'estremo difensore della Roma. Dici il fallo laterale, sempre molto attiva Roberta Diodato, per ora senza troppi dubbi la migliore in campo del Pistoia. Tira intanto respinto, Pistoia che torna dal proprio portiere che deve stare attento ai 3 secondi, Diodato. Riesce sempre a creare una situazione di pericolo la numero 90. Attenzione a Hornet, intanto Zavettieri respinge. Buona l'apertura. Conclusione ancora ribattuta. Patri all'indietro del proprio portiere, sbaglia. In posizione offensiva della Roma. Nova passa Bruschi, la conclusione, pallone fuori di poco. Illuminante però l'assist di Nova. Si era messa bene anche Bruschi. Sì, veramente il pallone ha accarezzato il palo con la conclusione di Bruschi. Martin prova a puntare diretto avversario, da Martin dentro Bruschi da sola, non è gol, non è entrata. Perché di momento Mister Chiesa 6 e 10 alla fine, a partire da ora. Diodato lì a testa, Migliorini può controllare. Da Martin riesce a recuperare il pallone, poi la spinta da Migliorini 2 volte. Valizcaia, attenzione, è passato prova a cambiare gioco, palla che passa di Felice, Bazzotti non si riesce con difficoltà in un campo. Ancora abbiamo Martin, Lioba, Bartolini in banda sinistra, si è accentrata però la numero 4, non se n'è accorta Lioba. Cosa molto bene qui il Pistoia in questo caso, pochissimi gli spazi da attaccare per la Roma. Pistoia qui non può subito recuperare il Bazzotti, Bartolini calcio! Con il suo capitano 1:49 alla fine. Attenzione perché qui intanto c'è uno scambio lento del portiere di movimento. Lioba! Gol del Trolei! 4-3 Roma! una galla di giustizia con Lioba che non si lascia pregare, insacca. Veramente si fa sorprendere così il Pistoia, peccato, ha giocato una gran partita fino adesso. Così era difficile recuperare la partita. Marino intanto non controlla, fallo laterale, decide di non far neanche entrare Ristori, resta in porta Diodato. Lioba ora palla alta, Bartolini 1 contro 1 con Diodato, Bartolini incrocio dei pali, ancora da Martin, Bartolini di sinistro in mezzo, Diodato forse toccando 8 per miliardi, rocambolesca, ma ci siamo divertiti quest'oggi. Sì, oggi è stata una gran partita, devo dire, anche molto equilibrata, sempre sul filo del rasoio, che pendeva da una parte o dall'altra, la famosa bilancia della fortuna. Infine ne esce vincitrice la Roma, che approfitta, diciamo, del passo falso del Pistoia, che si fa un po' male da sola. Allora la Roma mette un tassello importante, un piede importante sulla zona playoff
pronta a continuare la sua stagione di gloria per il momento. Buongiorno a tutti, sono con Claudia Masini, calciatrice della Roma Futsal, che oggi ha vinto contro il Pistoia, risultato di 3-2, partita difficile, combattuta come doveva essere, scontro per i playoff, equilibrata, anche appesa sempre a un filo, alla fine siete riusciti a vincere la partita e ti volevo chiedere qual è il sentimento negli spogliatoi? Sicuramente all'interno dello spogliatoio ci troviamo tutti a nostro agio, non potevo desiderare di meglio. Come hai detto tu, è stata una partita alla pari, emozionante, forse noi siamo partiti un po' sotto morale, però poi anche al secondo tempo ci siamo ripresi e alla fine è uscita quella che è veramente la squadra. Ti volevo chiedere invece riguardo al morale all'interno dello spogliatoio. Ho visto comunque una squadra molto unita, siete rientrate dagli spogliatoi in svantaggio e comunque si è visto fin da subito che siete entrati col piglio giusto, con la voglia concreta di andare a riprendere il match. È un aspetto su cui lavorate oppure c'è una sorta di chimica che viene da sé, insomma? Come ho detto prima, siamo una squadra veramente unita e credo che si sia anche visto soprattutto al secondo tempo. Se una persona viene saltata ci arriva tranquillamente l'altra e veramente siamo un bel gruppo e credo che questo non lo lavoriamo in allenamento, ma col passare del tempo, giorno dopo giorno, si sia creato da solo. Perfetto, allora ti faccio i complimenti per la partita che hai disputato, anche per il resto del torneo. Spero di rivederci alla prossima. Al termine del match tra Roma Calcio Femminile e Nuova Comauto Pistoia, terminato 3-2 in favore delle giallorosse, siamo qui con Serena e Chiara, proprietari della palestra Vita Sport di Capena. Allora, vi siete divertite? È stato un match sicuramente combattuto, come l'avete visto? Cosa avete provato, insomma? Ci siamo divertiti tantissimo, noi le sopportiamo tutti i giorni all'interno del Vita e vederle poi in campo comunque è un'emozione. Il primo tempo l'abbiamo subito insieme a loro, il secondo tempo però sono state delle grandi, veramente, grandi tutti. Allora, raccontateci un pochino, avete detto giustamente che li vivete tutti i giorni, le vedete allenarvi e oggi avete visto finalmente i risultati in campo, fortunatamente in occasione di una vittoria. Ma qual è allora il vostro ruolo nell'allenamento delle ragazze, nella loro vita quotidiana? Noi lo supportiamo a livello tecnico su un allenamento, una preparazione specifica, quindi ognuno di loro poi fa un allenamento specifico, quindi vederle sudare nel quotidiano per poi vincere una partita come questa bella, insomma, importante, è una grandissima soddisfazione. Grazie. E allora vi ringraziamo per averci concesso questa intervista, li vedete i contatti della palestra Vita Sport qui al centro e li potete trovare su WhatsApp, su Facebook e su Instagram, vi ricordiamo a via Tiberina 34 di Capena, grazie ancora e buon proseguimento per il finale di stagione. Grazie a voi.